Bentornati alla rubrica settimanale dove uno gnocco diverso vi porta sempre in giro per l'Italia a scoprire i prodotti tipici. Oggi facciamo un altro gnocco di patate, ma completamente diverso rispetto alla settimana scorsa, e andiamo direttamente a vedere 3 prodotti tipici di 3 regioni diverse. Andiamo in Calabria, dove scopriamo l'anduja, che sicuramente voi già conoscerete, forse qualcuno conoscerà meno la crema di pecorino sardo dalla Sardegna, appunto, e il pistacchio. Con questi 3 ingredienti andremo a comporre uno gnocco diverso, sempre di patate, quindi bolliamo le patate, schiacciamo le patate, farina, l'uovo a vostra scelta. Questa volta potete metterlo se vi piace una pasta un po' più consistente o non metterlo se vi piace uno gnocco un pochino più morbido. Con i nostri 3 ingredienti principali andremo a costruire lo gnocco in questo modo. Stendiamo lo gnocco a un'altezza di circa 1 centimetro, lo andiamo a coppare con il coppapasta, facciamo una mattonellina, in questo caso rettangolare, che io poi taglierò in 2 per ottenere 2 quadrati. Questi 2 quadrati li possiamo andare a bollire in pochissima acqua salata, diciamo all'interno di una padella va benissimo, non c'è bisogno che galleggino troppo. Sulla mattonellina cotta, ben asciugata, disponiamo l'anduja e quindi ricopriamo lo gnocco in questo modo. Sui laterali andiamo a spalmare la crema di pecorino su 2 laterali, in modo che i 2 laterali li avremo bianchi e 2 laterali rossi. E questo è il prodotto finito, il piatto finito, ovvero andiamo a rosolare con una leggera spolveratina di burro su una padella lo gnocco su entrambi i lati. Dopodiché, per completare il piatto, cospargiamo sopra del pistacchio. Se volete mettete anche un pistacchietto sano che non guasta mai come decorazione. Ci vediamo sempre, mi raccomando, la prossima settimana vi aspetto per un gnocco completamente diverso. Questa volta lo faremo alla romana, però non vi dico con cosa. Ci vediamo!